Momenti di paura alle prime ore di mercoledì a Mussolente nella proprietà della famiglia di Paolo Egher in via Vittoria. Un fulmine si è abbattuto sul tetto di un edificio rurale. Sono partite le fiamme nonostante la pioggia battente. Tutto è andato distrutto. Il primo a tentare di spegnere il rogo è stato proprio il padrone di casa in attesa dell'arrivo dei pompieri che si è subito attivato per portare fuori quello che c'era di pericoloso. E guardando fuori ho visto un principio di incendio dentro in questo deposito, sono corso giù, ho preso l'estintore, ho provato a spegnerlo, ma poi l'estintore dura 30 secondi. Visto che non riuscivo a dominarlo, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati nei tempi, però quando sono arrivati ormai era tutto in fiamme, non c'era più niente da salvare, insomma. Lei è riuscito a tirar fuori qualche attrezzo, ma soprattutto lei è riuscito a tirar fuori una bombola, delle Sì, taniche di benzina? infatti sì, ho tolto la bombola c'era una bombola di scorta del gas, c'erano le taniche di benzina per il trattorino, per il rasaerba, eccetera, e subito anche i vigili del fuoco mi hanno richiamato da Vicenza per sapere perché per loro quando parlano di ricovero attrezzi è sempre un pericolo. Ho detto guardate, state tranquilli perché quello che c'era di pericoloso l'ho già tirato fuori. Hanno lavorato anche loro per Sì, sì, diverso sì. tempo. Sì, perché il tetto la struttura è tutta di legno ed in un attimo si è incendiato tutto, insomma, dal pavimento al soffitto, insomma. Danni ingenti. Parecchi, insomma, anche perché la struttura del tetto è tutta da rifare. Adesso più che altro stare attenti perché è pericolante. Eh sì, infatti i pompieri hanno delimitato l'area perché non si può, fin tanto che non viene messo in sicurezza tutto quanto, cioè tolto le travi, quelle che sono pericolanti, le tegole, eccetera, tutto il resto, insomma.